Il dato evidente è che non c'è sindaco veneto che non sposi l'idea e il percorso di autonomia finanziaria per la nostra regione. Il motivo, oltre che politico, è quanto mai pratico e un esempio di numeri arrivano da Montebelluna, uno dei centri economici più dinamici del Veneto. In questo momento come siamo messi? In modo drammatico, visto che i comuni sono stati azzerati i trasferimenti. Penso a Montebelluna che solo di IRPEF e IVA ogni anno dà allo Stato oltre 200 milioni di euro. 5 anni fa si vedeva restituire 4 milioni, adesso zero, anzi lo Stato si trattiene l'IMU sugli edifici delle aree di quelle produttive, cioè meno 2 milioni di euro. Credo che non servano altri commenti. Tagli nelle risorse che finanziano servizi ai cittadini per un sistema insostenibile sia dal punto di vista economico che morale. Il federalismo è responsabilizzazione a livello locale nella capacità e nell'esercizio della spesa, mentre il centralismo è al contrario l'irresponsabilità nella spesa applicata su una scala troppo vasta per consentire controlli efficaci. Autonomia che il Veneto è convinto di meritare per esempi amministrativi virtuosi, come per la sanità regionale, ma anche per la compattezza che i cittadini hanno dimostrato nel richiederla. Non c'è dubbio che il Veneto, su questo, i cittadini del Veneto con questo Presidente hanno dato un segnale forte all'Italia, cioè un'Italia federale, quantomeno in qualche modo, adesso si vedranno i provvedimenti, mi trova totalmente d'accordo, è veramente un'idea moderna. Zaia ha portato avanti una battaglia di civiltà che non è stata fatta solo per i veneti, è stata fatta per tutti gli italiani, per ogni regione. Se si ferma questa operazione, credo che il governo possa dirsi arrivato al capolinea, perché non si può evitare quella che è la sfida fra le sfide, quella di garantire il diritto a tutti di esercitare la propria libertà. Si chiama autonomia finanziaria.